Eccoci qui amici telespettatori, siamo nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un ragazzo di Mazara del Vallo, ha 27 anni e si chiama Tony. Ciao Tony. Buonasera. Allora Tony, tu sei in cerca dell'anima gemella? Io sono in cerca della ragazza ideale. In cerca della ragazza ideale che non l'ho mai trovata, diciamo. Mai trovato. Quanto tempo è che sei single? Da 2 anni. Da 2 anni? Sì. Già un bel po'. Un bel po', L'ultima tua storia d'amore praticamente come mai è finita? È finita per i caratteri diversi, diciamo. Incompatibilità di carattere. Incompatibilità, sì, in un certo Va bene senso, Tony, dimmi una cosa, praticamente che cos'è che tu vai guardando in una donna? La cosa che ti interessa La di cosa più? che guardo è il carattere, la sincerità e l'onestà. Poi niente. Cioè l'apparenza non è che importa tanto, però basta che sia una ragazza nella norma, non è che dico bellissima, ma mi interesserebbe una ragazza normale in tutti i sensi. L'aspetto fisico è irrilevante per te, giusto? È rilevante, però Hai basta preferenza però? Preferenze? Cioè, per le bionde, le brune? No, brune. Per le brune. Ti piacciono Anche di più le bionde? Sì. Partiamo da un'età. Tu hai 27 anni, quindi questa ragazza quanto dovrebbe avere? Ma anche 30 o anche di meno. Anche di meno. Quindi partiamo dai 20 fino ad arrivare ai 30? Dai 20 anche arrivare ai 30, si va. Dai 20 ai 30. Abbiamo detto bruna. Bruna. Preferenze di occhi non ne hai, giusto? Preferenze di occhio non ne ho, l'importante è che sia una ragazza seria, onesta e seria e basta. E che ti voglia bene soprattutto. E che mi voglia bene, le mie intenzioni saranno queste, poi nella vita non si sa mai. Certo. Si conosce una persona e poi col tempo si vede. Tu sei di Mazara del Vallo? Io sono di Mazara del Vallo. Sei automunito per cui ti puoi spostare? Ovviamente sì. Sì. Lavori? Sì, faccio il rappresentante. Perfetto. Niente, si può dire tutto il giorno in Sicilia in vari posti e poi niente, questo è il mio lavoro bene. Sono stato a Ravenna ma adesso mi sono trasferito in Sicilia e lavoro e sto bene qua. Hai interesse che la tua anima gemella sia di Mazara oppure va bene anche per le zone limitrofe? No, va bene di qualsiasi altro posto, basta insomma che sia una ragazza. Sì, l'anima gemella secondo me non deve essere del mio paese, ma diciamo da qualunque posto, basta che non sia troppo lontano. Logico. Va bene, ti faccio una domanda inversa. Che cos'è che non puoi vedere praticamente in una donna? Non puoi sopportare? Non posso sopportare quando una donna cerca di dominare troppo l'uomo. Esatto. Quindi di farlo passare magari al secondo livello. Al secondo livello, esatto. Oppure magari cercare di gestire l'uomo oppure fare quello che dice lei. Esatto. Secondo me ognuno di noi deve essere se stesso. Basta, esatto. Io sono questo, me stesso. Cioè praticamente tu non puoi sopportare praticamente che la donna ti faccia passare al secondo livello. Allora, io non posso sopportare e non farei passare la donna a farmi trattare al secondo livello, perché credo che sia l'uomo che la donna devono trovare un punto d'accordo. Devono trovare un punto d'accordo, quindi stare bene insieme. Quindi ricollegando il discorso, l'anima gemella. Certo. Va bene Tony, quali sono i tuoi hobby? Come passi il tempo nella giornata? I miei hobby, io suono la chitarra. Ah sì? Giocavo a tennis, mi piace correre e ascolto molto la musica. Che musica ascolti di solito? Musica rock sia inglese che italiano. Musica house ti piace? No, assolutamente no. Quindi qua stasera non sono nella serata giusta. Esatto. Però ti piace andare in discoteca? Mi piace andare in discoteca, ma sono venuto così per gli amici. A livello di curiosità, amiche telespettatrici, avete conosciuto Tony, 27 anni di Mazara del Vallo, che è in cerca della sua anima gemella. Per tutte quelle di voi, attenzione, che volessero contattarlo, non potranno fare altro che telefonargli al suo numero telefonico che state vedendo insomma. Tony è qui e si vuole sistemare, per cui amiche telespettatrici, chiamatelo. Grazie. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche. Grazie Alberto. Ciao Tony. Oh yeah!